Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra che si aprirà tra poco, tra qualche giorno, e che riguarda appunto il nostro Tiziano, perché c'è un anniversario importante da ricordare e da sottolineare il genio di questo grande artista. Abbiamo in collegamento, è un ritorno dopo qualche anno, professor Bernard Aikema, storico dell'arte specializzato in storia della pittura e del disegno. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Grazie professore. Allora, ormai siamo alla vigilia di questa mostra, Tiziano e il paesaggio dal Cadore alla Laguna. È stata effettuata ieri la conferenza stampa. Allora, professore, che mostra ci aspetta? Chi è Tiziano? Ecco, partiamo da chi è Tiziano. Tiziano è il più grande pittore veneziano, ma forse anche il più grande pittore europeo del Cinquecento. Il primo pittore europeo, si può anche dire, il primo che da un pittore locale, come tutti gli artisti in epoca medievale e primo rinascimentale, lui è il primo che apre a tutta Europa, diventa il pittore di corte dei grandi principi italiani come i Gonzaga, gli Este, ma dopodiché addirittura del principe del mondo, che erano gli Asburgo, Carlo V e Filippo II. Quindi Tiziano è un grandissimo, magnifico pittore, un pittore che nasce a Pieve di Cadore, che però da giovane passa a Venezia e costruisce la sua mirabolante carriera da Venezia e a Venezia. La mostra che noi proponiamo ai Pieve di Cadore è su un aspetto di questo genio infinito che è Tiziano, che poi è morto anche a un'età molto avanzata e può vantarsi di una carriera artistica di più di mezzo secolo, con una produzione incredibile di opere di tutte le sorti, da ritratti a mitologia, a opere religiose, un po' tutto. Ma quello che forse non è mai stato più studiato tanto bene è le novità che lui porta, diciamo, nella tipologia del paesaggio, il paesaggio che diventa nelle mani creative di Tiziano una parte integra del suo mondo. E noi vogliamo, appunto, con un progetto di ricerca che sboccherà in 2 mostre, la prima che noi inauguriamo adesso è una mostra facciata, una mostra bandiera, una mostra che apre quest'anno tizianesco. Secondo è una mostra estiva, sempre a Pieve di Cadore, che faremo appunto, in cui svilupperemo più in profondità il tema di Tiziano e le novità del paesaggio. E come terzo facciamo un grande convegno internazionale nell'anno prossimo, nel 27, in cui invitiamo i nostri colleghi anche americani, inglesi, tedeschi, eccetera, anche italiani naturalmente, a discutere e misurarsi con le nostre conclusioni. Quelle che portiamo adesso concretamente sono 2 opere che mettiamo a confronto. Una grande pala, una delle più spettacolari opere della giovinezza di Tiziano, un'opera firmata ed è datata 1520 e che si trova adesso a Ancona, anzi si trova da sempre ad Ancona, perché Tiziano l'ha fatto per la chiesa di San Francesco ad Ancona, per un mercante di Ragusa che aveva un aggancio, una residenza ad Ancona. Quest'opera fa vedere appunto figure di santi e una Madonna in gloria, così come una sacra conversazione religiosa, ma sullo sfondo scorgiamo un profilo di Venezia che è di una modernità, una novità e una bellezza anche atmosferica fantastica, ed è una novità questo profilo di Venezia, e lo confrontiamo con la più grande stilografia, stampa, che Tiziano ha mai fatto. Tiziano all'inizio della carriera è stato un artista che fra le altre cose, ha inventato una serie di stampe, stilografie
di grande formato sulla falsariga di esempi tedeschi, e la più grande è la sommersione dell'esercito di Faraone che noi appunto presentiamo e confrontiamo con la pala anconetana. Perché? Perché nella stampa vediamo appunto questa grande visione del Mar Rosso con l'esercito di Faraone che sta inseguendo Mosè e il popolo ebreo, ma appunto che viene in un certo senso mangiato dalle onde del mare, e sullo sfondo vediamo un profilo all'orizzonte di una città, non Venezia, ma una città inventata, una città nordica, contrassegnata da un campanile gotico che fa pensare a, che ne so, i cattedrali di Bolzano, o piuttosto ancora più avanti di Ulm in Germania, una sorta di associazione con il mondo nordico che minaccia Venezia in questi primi anni del Cinquecento con appunto l'esercito di Massimiliano Asburgico. Ma quello che interessa a noi è di confrontare questi due modernissimi, fantastici profili paesaggistici di Tiziano, l'uno è una stampa e l'altra un dipinto, come una sorta di esordio, una sorta di annunciazione anche, di per sé è nuovo, è interessante, è bellissimo, visivamente è spettacolare, ma invita poi anche alla visita della seconda mostra che aprirà a Pieve, in cui approfondiremo il tema e faremo vedere come Tiziano anche in altri tipi di paesaggio fin da giovane presenta una novità in una tematica che è anche molto, molto attuale, perché uno dei grandi problemi uno dei grandi temi dei nostri tempi è naturalmente il rapporto fra l'uomo e la natura. Tiziano come pittore si confronta con questo problema 6 secoli fa. E questa ovviamente è una cosa che fa interessante, fa anche attuale questa tematica. E quello che si può dire forse è che in termini un po' globali e schematici, però è efficace, il paesaggio di per sé non è una novità assoluta in pittura. Sì. Anche nel Quattrocento si vede che pittori come i fiamminghi Jan van Eyck, ma anche i veneziani, Giovanni Bellini per esempio, usano il paesaggio. Sì. Ma il paesaggio viene sempre usato come una sorta di fondo. Contro questo fondo si vedono le figure principali. Tiziano invece fa in un altro modo. In Tiziano le figure muovono nel paesaggio, fanno parte integra del paesaggio. Paesaggio e figure sono un tutt'uno, e questa è una grande novità che si vede nella pittura e nell'arte di Tiziano, e lo proporremo nella mostra estiva. Allora, professore, diceva lei innovativo, la pittura tonale, il disegno, cosa significano per Tiziano? Come dicevamo, Tiziano le sue novità di paesaggio li sviluppa fin da giovane, sì, su due strade, in due filoni. Il primo è quello appunto pittorico, e lì faremo vedere anche nella mostra estiva, oltre l'opera di Ancona di cui abbiamo parlato un momento fa, ma nella mostra estiva abbiamo alcune opere pittoriche, uno giovanile di Tiziano, l'altro un po' più di maturità, in cui appunto illustriamo questo modo integrativo di figure e paesaggio nell'opera di Tiziano. L'altro filone è quello su carta, ed è quello forse la più innovativa, interessante e meno studiato in un certo senso. Tiziano fin da giovane comincia appunto a sviluppare dei nuovi concetti di paesaggio collinosi, invitanti, ma anche molto variegati, e questi paesaggi li troviamo in alcune sue incisioni, soprattutto incisioni silografiche
del suo periodo giovanile, ma anche nell'opera di alcuni dei suoi assistenti, soprattutto Domenico Campagnola, giovane collaboratore di Tiziano, che sviluppa nell'arte paesaggistica proprio una sua specialità che per decenni continuerà a esercitare. E queste opere di Campagnola, che sono tizianesche, che dipendono dalla visione di Tiziano, avranno un enorme impatto sull'arte europea. Se si pensa che alla fine del Cinquecento grandi artisti come Muziano, come l'olandese Goldfius, ma nel Seicento la grande pittura del paesaggio olandese del Seicento e l'arte grafica paesaggistica olandese del Seicento, e faccio i nomi di Van Gogh e di Rauster, ma soprattutto anche di Rembrandt, che tutti conoscono. Rembrandt ha guardato con occhi aperti, occhi così, a questi esempi tizianeschi, striscia, campagnoleschi. Lo stesso vale per il Settecento. Il grande pittore e disegnatore francese Watteau, il campione del cosiddetto fête champêtre, no? delle feste in campagna eleganti, molto paesaggistiche, lui ha copiato certe opere di Campagnola, cosa che non è molto noto, e fino all'Ottocento, dove un artista come Delacroix e altri paesaggisti francesi sicuramente hanno guardato alle novità tizianesche. Così noi scopriremo un altro aspetto dell'importanza europea di questo grande artista veneto che conquista l'Europa, certo, in vari modi. Certo, e lui insomma è definito appunto pittore geniale, come si sta sottolineando, completo, perché si cimenta in tutti i campi allegorici, profani, religiosi, mitologici. Sì. Ma professore, una domanda: con il Papa, con la Chiesa, insomma, che rapporto ebbe Tiziano? Personalmente non lo sappiamo, non abbiamo nessuna indicazione che lui avesse delle difficoltà, fra virgolette, con la Chiesa, ma come pittore lui segue in una maniera estremamente originale, diciamo, le norme che vigevano nel Cinquecento per l'arte religiosa. Basta pensare all'Assunta qui, alla Chiesa dei Frari a Venezia, che insomma è la sua prima grande opera religiosa, con quella enorme figura della Vergine che vola in alto, sì, con gli apostoli sotto che guardano, una festa di colore, una festa anche di monumentalità, che come tale non aveva esempi, non aveva modelli, proprio una bomba questa. E Tiziano appunto sapeva fare queste cose. Per il resto non credo che lui sia stato un uomo eccezionalmente religioso, non lo credo, non abbiamo nessuna indicazione, però sapeva appunto fare le sue opere religiose e le faceva anche darle una grande carica emotiva, questo sì, assolutamente. Certo, e poi abbiamo l'imperatore, insomma, Carlo V, ecco, che lo ammirava, sì, aveva una venerazione per Tiziano, ecco. Cosa lo colpiva, sì, di più Carlo V di Tiziano? Soprattutto la ritrattistica, sì, perché appunto Federico Gonzaga, era praticamente un vasallo di Carlo V, ha presentato Tiziano a lui, all'imperatore del mondo. Carlo V ha capito subito che questo ancora relativamente giovane veneziano, veneto, sarebbe l'ideale ritrattista per lui, per la sua famiglia, per i suoi collaboratori, per creare appunto tramite la ritrattistica una sorta di iconografia ideologica per il potere del mondo. Ed è questo appunto delle grandi chance che Tiziano ha preso a volo, mentre dopo la morte di Carlo V subentrava il figlio Filippo II come re di Spagna, e Tiziano ha anche proposto e mandato a Filippo II le sue magnifiche poesie, che sono dipinti mitologici, che ha mandato a Filippo II, che sono fra i suoi capolavori assoluti, e anche quelli fanno parte appunto del rapport fra
Tiziano e il mondo asburgico. Certo. Professore, poi insomma Tiziano lascia un'eredità immensa, come ovviamente ci sta dicendo. Ecco, dopo il Tintoretto, il Veronese, quanto ne hanno beneficiato, professore? Ma tanto, assolutamente, anche se bisogna dire che il rapporto fra Tiziano e Veronese era tutto diverso dal rapporto fra Tiziano e Tintoretto. Tintoretto si presentava come un rivale di Tiziano, un rivale a Venezia, e in effetti è riuscito a emarginare Tiziano a Venezia, che dopo l'ascesa di Tintoretto ha avuto relativamente poche commissioni veneziane, che è un altro motivo per cui a lui andava benissimo la commissione e il rapporto con gli Asburgo e con altri grandi regnanti fuori Venezia. Quindi era un rapporto fra il vecchio Tiziano e il giovane rampante Tintoretto di rivalità e sicuramente non di amicizia, sicuramente no. Anche se bisogna dire che Tintoretto ha guardato naturalmente le opere di Tiziano, mancherebbe altro, e si trovano delle tracce dell'influsso, dell'impatto di Tiziano sicuramente nelle opere di Tintoretto, ma sul piano personale, sul piano anche diciamo commerciale, fra i due non correva buon sangue. Invece con Veronese è tutta un'altra cosa. Paolo Veronese, che veniva da Verona a Venezia con alcune importanti committenze iniziali, che poi è riuscito anche a espandere, a approfondire. Con Veronese Tiziano ha sempre avuto un ottimo rapporto, ed è interessante vedere come già Roberto Longhi ha capito molto bene nei suoi scritti sulla pittura veneta. Veronese era attratto soprattutto alle opere giovanili di Tiziano, che sono contrassegnato da un cromatismo allegro, aperto, solare, con delle figure quasi classicistiche. E questo è un mondo che è molto congeniale a Paolo Veronese, e quindi lì sì, c'era un buon rapporto, e senza Tiziano Veronese è difficile immaginarsi, insomma lui ha preso tanto da Tiziano, assolutamente. E allora torniamo a noi, ricordiamo che il professore è ideatore di questa mostra, vero professore? Quindi viene veramente, sì. Ne siamo grati professore. Verremo a vedere la mostra, poi c'è quella estiva, no? Quindi anche lì. Poi c'è quella estiva di cui abbiamo parlato. Sì. Invito tutti quanti di venire sia alla mostra bandiera, sia anche a quella estiva, sempre a Pieve di Cadore. Certo, quindi Pieve di Cadore, il suo paesino insomma di nascita, è un risveglio, è un trionfo, ecco, anche per la montagna, diciamo, ecco, per queste... Certamente, ed è legato anche al fatto che appunto noi avevamo lì la Fondazione Tiziano di Cadore, in cui vogliamo evidenziare come Tiziano nella sua carriera sempre si muove fra due poli, quello della periferia e quello del centro. Periferia, se volete, Pieve di Cadore, centro Venezia e il mondo, ma i due sono collegati a doppio filo. Certo, il cuore rimane a Pieve di Cadore, mi pare, insomma, ecco, da quello in un certo senso è così. Insomma, le radici ci sono sempre. Allora, noi la ringraziamo tantissimo, professore, per questa stupenda narrazione. Verremo alla mostra sia di questo periodo, ma anche estiva. Non possiamo perdere questa occasione. Ripetiamo, Palagozzi, insomma, 3 metri circa di opere che dobbiamo vedere. E quindi un'occasione unica, direi. Perché poi torna ad Ancona, professore, o resta... Torna ad Ancona, non è che lo abbiamo, lo teniamo per sempre. Ecco, precisiamo che insomma non possiamo perdere questa occasione. Professore, intanto complimenti per la narrazione che ci ha fatto, bellissima, e poi perché è stato ideatore del nostro grande Tiziano, che siamo veramente orgogliosi di questo artista. Benissimo, mi ha fatto piacere parlare con voi. Grazie. Arrivederci. A presto, alla prossima, professore. Arrivederci. Alla prossima. Arrivederci. Grazie professore, grazie, buon pomeriggio.